Buonasera, le principali notizie. A Palermo la bimba morta per difterite. I genitori che non l'avevano vaccinata indagati per omicidio colposo. Mercoledì l'autopsia sul corpo della piccola. Positivo la malattia anche il cugino con sintomi lievi e in isolamento. Intanto la procura per i minori di Palermo chiede la verifica della vaccinazione in tutte le materne ed elementari della zona nord della città. A Siracusa ha trovato dietro una siepe un fucile a canne mozze che potrebbe essere l'arma utilizzata nel duplice tentato omicidio del 13 agosto di padre e figlio a bordo di una moto fermi al semaforo, fermato un 32enne siracusano. Controesodo, lunghe file ai caselli autostradali anche in questo fine agosto, la rabbia degli automobilisti che fanno i conti con il caro carburante. A Niscemi torna la paura per la nuova crepa di 60 metri a pochi passi dalla frana che a gennaio ha devastato il versante sud del centro abitato. A Messina vanno avanti le indagini sul furto dei dipinti di Antonello. Gli investigatori non escludono che le opere possano aver trovato una via di fuga nei paesi dell'Est Europa. A Torre Salsa, tra Siculiana e Montallegro, fra la folla di bagnanti, torna libera la tartaruga Caretta. Dopo le cure torna libera in mare. Calcio, vigilia di grande entusiasmo per il Palermo che domani al Barbera esordirà in campionato contro la Juve Stabia. Il Catania domani al Massimino affronterà l'Inter Under 23, dal mercato arriva il colpo più importante, l'attaccante Massimo Coda, e intanto il mister Longo dice dobbiamo essere coraggiosi. Eccoci, buonasera. E dunque a Palermo indagati per omicidio colposo i genitori della bimba di 4 anni morta per difterite, un atto dovuto. La coppia aveva scelto di non vaccinarla. Mercoledì l'autopsia sul corpo della piccola, positivo la malattia anche il cugino con sintomi lievi e in isolamento. Intanto è partita la caccia al paziente zero. L'ASP sta ricostruendo la catena dei contatti, anche la procura chiede verifiche nelle scuole della città. Sentiamo Orazio Longo. I giudici hanno sentito i medici e la pediatra che ha visitato la bambina nei giorni precedenti al primo ricovero. Quest'ultima ha riferito della difficoltà di immunizzare i piccoli del quartiere, tanto che nel provvedimento si legge che allo Zen vi è una credenza popolare secondo cui i bambini a seguito delle vaccinazioni diventano autistici. La procura per i minorenni di Palermo ha così aperto un fascicolo per valutare la responsabilità dei genitori della bambina di 4 anni e mezzo morta giovedì scorso per difterite. L'ipotesi è che proprio la mancata vaccinazione, che da anni è obbligatoria, ne avrebbe determinato la morte. Da qui la contestazione di omicidio colposo per omissione. Gli inquirenti hanno anche disposto una verifica urgentissima sulle scuole materne ed elementari della zona nord di Palermo per accertare se a scuola sono presenti ragazzini non vaccinati. Intanto anche il cugino della bimba morta ricoverato all'ospedale dei bambini è risultato positivo alla difterite. Sta migliorando, dice il direttore sanitario dell'azienda ospedaliera Arnas Civico. Lo teniamo in osservazione e in isolamento ed è caccia al possibile paziente zero per capire da dove possa essere partito il contagio che ha portato alla morte della bambina. L'ASP ha avviato un'indagine epidemiologica per ricostruire passo dopo passo la rete dei contatti della piccola. Sono già stati effettuati tamponi su gran parte del nucleo familiare, mentre nei centri vaccinali è scattata la corsa alla prevenzione. A Pallavicino, nel territorio di riferimento del quartiere San Filippo Neri e dello Zen, l'afflusso è stato tale da rendere necessario il potenziamento della presenza dei medici. In via Giorgio Arcoleo invece le scorte del vaccino esavalente si sono rapidamente ridotte, tanto da rendere necessario il ricorso alle riserve. Per chi è stato eventualmente esposto sono previste diverse misure: controllo dello stato vaccinale, tamponi e, se necessario, chemioprofilassi con antibiotici. Ma sul rischio di un'epidemia gli esperti invitano alla cautela. Antonio Cascio, direttore dell'unità di malattie infettive del Policlinico di Palermo, parla di un mero focolaio epidemico e sottolinea il rischio di una diffusione minimo al momento. A Siracusa la polizia ha trovato nascosto dietro una siepe all'interno di un pezzamento di terreno un fucile a canne mozze. L'arma potrebbe essere stata utilizzata nel duplice tentato omicidio avvenuto in via Fonplaten il 13 agosto. Nei giorni scorsi il fermo di un 32enne siracusano responsabile dell'agguato su 2 persone, padre e figlio, a bordo di un'ape Calessino. In corso gli accertamenti tecnici per verificare se l'arma sia quella utilizzata per compiere l'agguato.
Ci sono nel catanese a Piano Tavola, in territori di Belpasso, intorno alle 3:20 della notte scorsa, sono stati esplosi 20 colpi di pistola contro un'autovettura in sosta. Le 2 persone che hanno sparato si sono poi allontanate su un'auto in direzione Mister Bianco. Sull'episodio indagano i carabinieri. Ci occupiamo di controesodo tra chi parte e chi rientra dalle ferie lunghe, file ai caselli autostradali anche in questo weekend di fine agosto, mentre i costi per la vacanza o per il ritorno a casa lievitano anche per i prezzi dei carburanti schizzati alle stelle. Orazio Longo. Lentamente si muove, avrebbe scritto forse Pablo Neruda, se avesse conosciuto le lunghe file al casello di San Gregorio a Catania ad ogni weekend di agosto come questo. O forse avrebbe lasciato il suo lentamente muore per raccontare la speranza che svanisce, metro dopo metro, di raggiungere in un tempo non da era geologica la destinazione marittima o di villeggiatura che sia. Tra chi parte anche solo per un giorno e chi rientra dalle ferie, il punto di incrocio è sempre quello, il casello autostradale. File lunghe anche 4 chilometri in direzione Messina per la A18, queste le immagini. E dove non c'è il casello ci sono i lavori in corso, come nella Palermo-Catania, che continua ad esasperare l'animo degli automobilisti che non ricordano più il giorno e l'anno in cui l'hanno percorsa senza interruzioni. Un animo già segnato dall'impennata del costo dei carburanti. Il diesel self è ormai sopra i 2 euro al litro ovunque. Quanto le è costato oggi il pieno? 128 euro rispetto ai 110 Di una volta. di una volta. Sì. Questo vi scoraggia un po' a prendere l'auto? Ma chi la prende per necessità, come me che lo faccio molto spesso per lavoro, è essenziale, non si può non farlo. Siamo passati da 1,6 del gasolio di qualche mese fa, ante Iran, ai 2,10, 2,15, anzi. Qui il prezzo è leggermente più basso, ma in autostrada è proibitivo. Ma la stangata non penalizza solo gli italiani, 150 euro per fare il pieno, la cifra sborsata da questo turista francese in vacanza con la famiglia. It's very expensive. Troppo costoso, dice. Stop the war. A proposito di lunghe code, vediamo qual è la situazione a Messina, agli imbarchi. Ci dice tutto Ilaria Mangano. È partito ieri il primo weekend del controesodo e Messina torna a essere uno dei punti più delicati per chi lascia la Sicilia. Le immagini mostrano le lunghe code degli automobilisti diretti agli imbarcaderi della Rada San Francesco. Il serpentone, partito da Viale della Libertà, si è spinto oltre Viale Boccetta, arrivando sino a Piazza Unione Europea davanti a Palazzo Zanca. Una situazione complessa soprattutto per chi era diretto ai traghetti, ma che non ha paralizzato la circolazione in città. Una decina di pattuglie della Polizia Municipale, coordinate dal comandante Giovanni Giardina, sono state impiegate nei punti più delicati della viabilità, proprio per garantire il regolare scorrimento del traffico e impedire che le code agli imbarchi si ripercuotessero sul resto della città. Incrementate anche le corse dei traghetti, sia tra i mestieri che negli altri approdi cittadini. Ieri il dispositivo della Polizia Municipale è rimasto operativo sino alle 20. Agli imbarchi della Caronte la situazione però resta complessa. E tra gli automobilisti in coda non manca qualche battuta per stemperare l'attesa. Un turista romano in partenza scherza sul ponte sullo Stretto. Tanto Salvini lo farà, ha detto. Una battuta che, tra le code del controesodo, riporta inevitabilmente al centro uno dei temi più discussi quando si parla dello Stretto. Una bomba inesplosa è stata ritrovata a Melilli nel Siracusano davanti al bancomat in via Iblea dalla squadra dei Vigili del Fuoco di Priolo. I pompieri hanno messo in sicurezza l'area mentre i carabinieri di Augusta hanno fatto evacuare in via precauzionale 4 nuclei familiari residenti nell'edificio. Gli artificieri hanno poi rimosso l'esplosivo mettendo in sicurezza l'area. Accanto al bancomat era presente anche del liquido infiammabile. Adesso torniamo a Niscemi perché una nuova crepa lunga oltre 60 metri si apre a pochi passi dal coronamento della frana che lo scorso inverno ha devastato il versante sud del centro abitato. Il fronte sembra arretrare verso la città. I tecnici e protezione civile sono al lavoro per capire se si tratti di un assestamento circoscritto o di un nuovo movimento del terreno. Giro Italia.
A Niscemi la terra torna a muoversi, una fessurazione lunga più di 60 metri è comparsa tra il 17 e il 18 agosto alle spalle del plesso San Giuseppe all'interno della zona rossa istituita dopo la grande frana dello scorso inverno. La spaccatura si trova a circa 10 metri dal coronamento del fronte e corre in direzione del centro abitato. Il sindaco, Massimiliano Conti, parla di un possibile arretramento del fronte, ma per capire cosa stia realmente accadendo serviranno gli accertamenti dei tecnici già impegnati nei sopralluoghi. L'area è interdetta e non risultano al momento nuove evacuazioni. Il fenomeno viene monitorato insieme alla protezione civile regionale e nazionale. A preoccupare è soprattutto la posizione della nuova lesione, proprio alle spalle di uno dei plessi scolastici rimasti chiusi dopo la frana di gennaio. Il precedente è ancora vivo. Il 25 gennaio scorso il versante meridionale di Niscemi cedette per chilometri, provocando crolli, danni a strade e infrastrutture e l'evacuazione di circa 1500 persone. Il terreno lungo il fronte arrivò ad abbassarsi di decine di metri. Ora quella ferita torna a dare segnali. I tecnici dovranno stabilire profondità e natura della fessurazione e soprattutto se sia collegata al movimento principale. Il sindaco intanto invita alla prudenza, ma ammette: la frana non va in ferie e nemmeno noi. E mentre sui social cresce la paura con cittadini che parlano di una nuova voragine, a Niscemi il monitoraggio continua, perché il dato più importante questa volta sarà capire non soltanto quanto è lunga la nuova crepa, ma se il fronte possa arretrare ancora. A Siracusa la polizia ha arrestato 2 uomini per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti. I 2 sono stati notati vicino al carcere. Vedendo gli investigatori hanno tentato di fuggire a bordo di un'auto, ma sono stati bloccati. All'interno della busta che era in auto sono stati sequestrati 15 panetti di hashish, 8 smartphone, 3 microtelefoni e un coltello. E torniamo a Messina, le indagini vanno avanti sul clamoroso furto dei dipinti di Antonello da Messina. Gli investigatori non escludono che le opere possano aver trovato una via di fuga nei paesi dell'Est Europa. Luca Ciliberti. E se le opere di Antonello trafugate al Museo regionale di Messina avessero già preso il largo? Questa è una delle ipotesi che in queste ore sta prendendo corpo. Nei giorni scorsi sono stati controllati a tappeto porti e porticcioli. La collocazione del museo rende l'approdo via mare come uno dei più comodi e facili da raggiungere. Nelle stesse ore si stanno controllando anche tutti i filmati delle telecamere di videosorveglianza, anche quelli privati, che potrebbero essere utili alle indagini. La pista privilegiata d'approdo delle tavole rubate potrebbe essere quella dei paesi dell'est, facilmente raggiungibili dalle coste siciliane e meno stringenti nei controlli. Un mercato nero già utilizzato in passato dai trafficanti di opere d'arte. Si stanno ricostruendo percorsi, mezzi, presenze anomale nei giorni precedenti e nei momenti immediatamente successivi al colpo. Al vaglio ci sono anche le celle telefoniche per individuare eventuali utenze comparse nell'area soltanto nelle ore decisive. È chiaro che se le opere dovessero aver già raggiunto i paesi all'estero, l'individuazione e il recupero diventerebbe sempre più complicato. Le indagini proseguono anche per capire la dinamica del furto, il perché i ladri abbiano abbandonato sul marciapiede 2 delle 6 tavole rubate e soprattutto se il furto sia stato agevolato da qualche complice all'interno del museo. La procura di Messina non sta tralasciando alcun dettaglio. Singolare protesta dei pescatori di Marinella di Selinunte, niente processione a mare della Madonna e Sagra delle Sarde. La Posidonia blocca le imbarcazioni e i pescatori incrociano le braccia, rifiutando di mettere a disposizione le loro imbarcazioni. Sentiamo Laura Spanò. Niente processione a mare della Madonna a Marinella di Selinunte a Castelvetrano, che come tradizione avviene la terza domenica di agosto. Il porto intasato di Posidonia da mesi ha costretto infatti i marinai esasperati per le continue promesse mancate a trasferire a Portopalo di Menfi le proprie imbarcazioni e ora, in segno di protesta, hanno deciso di non collaborare per la processione a mare del simulacro del Sacro Cuore di Maria, e stessa scelta è stata fatta dall'associazione Pammilo, che non organizzerà la rituale Sagra delle Sarde. È la protesta della comunità dei pescatori selinuntini, lasciata sola a combattere per un porto che rappresenta il cuore pulsante dell'economia e dell'identità locale. Quando chi lavora sul mare decide di restare a braccia conserte e annullare la Sagra delle Sarde, i giochi tradizionali e i festeggiamenti di fine estate, dicono: non siamo di fronte a una resa tecnica, ma a un vero e proprio sciopero civile. In questa vicenda emergono responsabilità politiche
statistiche chiare ed evidenze inaccettabili, li raccontano. Il comune di Castelvetrano ha dimostrato una totale incapacità di proteggere e valorizzare il proprio territorio, mentre altre realtà vicine come Menfi, dicono ancora i pescatori, hanno saputo interloquire con la regione siciliana e trovare soluzioni concrete per i propri approdi. L'amministrazione di Castelvetrano è rimasta a guardare, incapace di alzare la voce nei palazzi che contano. Ci fermiamo una breve pausa e poi ci occuperemo della politica siciliana che non va in ferie in vista delle prossime elezioni regionali. La politica siciliana non va in ferie, entrambe le coalizioni ragionano con l'obiettivo di farsi trovare pronte per la scadenza delle prossime regionali. Luca Ciliberti. La stoccata alle velleità di candidatura per un secondo mandato al presidente della regione Renato Schifani arriva in un assolato e caldo pomeriggio d'agosto da parte proprio di un ex presidente della regione che chiedeva il secondo mandato e che, a causa della litigiosità degli alleati, non ha avuto la sua seconda chance. Invocare la regola che l'uscente venga ricandidato è soltanto una bestemmia. Questa regola è stata cancellata da Forza Italia e dalla Lega. Ed è stata cancellata nel 2022. Le parole di Nello Musumeci sono le parole di Fratelli d'Italia e non potrebbe essere altrimenti visto il peso del ministro. Così nel centrodestra è partita la caccia al candidato, ma la sensazione è che il nome giusto ancora non sia venuto fuori. Discorso a parte invece per il campo largo. La Vardera e Cateno De Luca stringono all'angolo i partiti di centrosinistra. Secondo un recente sondaggio commissionato dalla ex Iena, Controcorrente oggi in Sicilia sarebbe la prima forza politica al 19,8%, superando persino Fratelli d'Italia, il partito della Premier Meloni. Numeri da prendere con le pinze, ma la notorietà di La Vardera cresce ogni giorno. E poi c'è il sindaco di Taormina, già sindaco di Messina, che vuole diventare il sindaco di Sicilia. Cateno De Luca infatti non fa mistero di voler andare avanti, pronto a confrontarsi sui programmi e, se è il caso, anche partecipando alle primarie di coalizione, rifuggendo però da logiche di caminetti autoreferenziali. Perché, va ribadendo, da Campolargo a Camposanto è un attimo. Politica d'agosto, certamente, ma con l'ipotesi ancora lontana di elezioni regionali ad aprile 2027, meglio farsi trovare preparati. Un pipistrello diffuso in Africa è stato avvistato sull'isola di Pantelleria. Finora la sua presenza in Europa non era stata mai confermata. A scoprirlo un gruppo di ricercatori. Gli animali sarebbero almeno due, una coppia che vola insieme e che interagisce comunicando. Secondo i ricercatori potrebbe trattarsi delle traccia di una piccola popolazione sfuggita per 2 secoli alle ricerche degli zoologi. E torna libera in mare una tartaruga caretta caretta dopo le cure a Torre Salsa tra Siculiana e Montallegro, Agrigentino. La liberazione davanti agli occhi emozionati di decine di persone. Un momento speciale che celebra la tutela di una delle specie simbolo del Mediterraneo. Davide Sardo. Torna al mare tra gli applausi e l'emozione della gente. È il momento della libertà per una tartaruga caretta caretta, curata e finalmente pronta a riprendere il largo. A Torre Salsa, nella riserva naturale orientata da Siculiana e Montallegro, nell'Agrigentino, la spiaggia di Fungitedda si trasforma per qualche minuto in un luogo speciale. Decine di persone assistono alla liberazione. La tartaruga viene accompagnata sulla battigia e, dopo qualche istante, raggiunge il mare. Tutto questo lo facciamo nell'ambito del progetto Tartarughe, che negli ultimi anni ha messo in moto un LIFE, che è il LIFE ADAPT, che lavora tendenzialmente su 2 specie particolarmente protette, che sono la caretta caretta e la foca monaca. Un gesto che racconta l'importanza della tutela e della salvaguardia di una specie simbolo del Mediterraneo. E proprio qui, nella riserva gestita dal WWF, la protezione dell'ambiente passa anche dalla sensibilizzazione di cittadini e turisti. Per la gente, per chi piace il mare, piace la spiaggia, un momento in cui devono apprezzare che cosa significa un animale selvatico che per 4-8 ore al giorno viene in terra per nidificare, porre l'uovo e poi rientrare. Quanti pericoli soprattutto affronto per fare questa operazione di nidificazione. Poi solo le onde e le sue tracce sulla sabbia. La caretta caretta è di nuovo libera, un ritorno alla natura che a Torre Salsa diventa una festa per tutti.
Breve pausa pubblicitaria e poi lo spazio allo sport, al calcio, perché è una vigilia di campionato per il Catania e per il Palermo. Eccoci al calcio, vigilia di campionato per il Palermo che al Barbera domani affronterà la Juve Stabia. Sul mercato Perin virtualmente rosanero. Marco Gullà. È una vigilia di grande entusiasmo per il Palermo che domani al Barbera taglierà il nastro al suo campionato nella gara d'esordio contro la Juve Stabia. Il mercato accende il cuore dei tifosi. Il DS Ostia, dopo l'infortunio di Joronen, ha già chiuso per Mattia Perin dalla Juventus. Ieri la netta accelerata, accordo trovato sia con il portiere che per 3 stagioni percepirà 2 milioni di euro all'anno e poi anche con il club bianconero che ha abbassato le pretese accontentando Perin che aveva chiesto più spazio. Ma non solo, perché dal Cesena arriverà l'attaccante Spendi, mentre ai romagnoli dovrebbe andare Brunori. Per domani Inzaghi dovrebbe confermare gran parte della formazione che ha vinto e convinto contro il Lecce. L'allenatore però dovrà fare a meno di alcuni elementi importanti. Joronen, come detto, è infortunato, al suo posto ci sarà Fortin, mentre Pierozzi e Palumbo devono scontare la squalifica risalente alla semifinale playoff persa contro il Catanzaro. In avanti alle spalle di Poyan Palo ci sarà spazio per Vavassori, Hernane e Jonsen. In mediana la certezza è Ranocchia, mentre accanto a lui sarà un ballottaggio continuo per tutto l'anno. Contro la Juve Stabia dovrebbe giocare dall'inizio ancora Segre con Estevez in panchina. In difesa a destra nella linea a 4 spazio a Cassandro che sostituisce lo squalificato Pierozzi. Bani dovrebbe recuperare in tempo per giocare dal primo minuto, al suo fianco potrebbe esserci Ceccaroni, Augello confermato sulla sinistra. Domani oltre 30.000 spettatori, fischio d'inizio alle 21. Primo appuntamento anche in campionato per il Catania, domani al Massimino contro l'Inter Under 23. La squadra di Longo punta subito a partire con una vittoria. In tribuna all'ultimo acquisto Massimo Coda. Sentiamo l'allenatore Longo in conferenza stampa del prepartita nel servizio di Sergio Colosi. Ci sarà in tribuna anche l'ultimo colpo di mercato, l'attaccante Massimo Coda, fresco di saluti alla Sampdoria per l'esordio in campionato del Catania al Massimino contro l'Inter Under 23. Un appuntamento molto atteso davanti al proprio pubblico per la rinnovata squadra rossa-azzurra con Emilio Longo in panchina. Oggi siamo in una condizione che dobbiamo preparare la partita contro l'Inter Under 23 e Massimo non sarà sicuramente della gara. Il tecnico sembra orientato a puntare in linea di massima sulla formazione vista in Coppa Italia tra Vicenza e Parma, con Rinaldi in porta, Donnarumma preferito a Masciangelo nella difesa a 4, a centrocampo Corbari, Guaini e Gimenez, in attacco Cicerelli, Leonardi e Liguori. L'Inter è una squadra che bisogna prendere con le molle perché abbiamo visto 2 partite, ci sono molti calciatori che all'interno del percorso di crescita saranno calciatori che vedremo nelle massime categorie. Gente di gamba, strutturata, ovviamente selezionata, allenato da un allenatore vincente e soprattutto pragmatico per la categoria, quindi dobbiamo fare attenzione, però noi siamo il Catania, mi piacerebbe che in questa sala stampa spesso analizzassimo più noi che gli altri. Risentimento muscolare per Lunetta. Sul mercato il prossimo obiettivo è rinforzare il centrocampo, seguiti Torrasi e Caligara. La Meta Catania riparte, al via gli allenamenti, mentre è stato ufficializzato il calendario della Serie A, esordio il 19 settembre a Treviso. Marco Carli. È cominciata la nuova stagione della Meta Catania. I rossazzurri sono tornati in campo per la preparazione con fra gli altri un volto nuovo di assoluto prestigio. Rafael Nogueira da Silva per tutti Fitz, pivot brasiliano arrivato dal Barcellona e fra i colpi più importanti del mercato del futsal italiano. Ho scelto Meta Catania perché 2 o 3 anni fa già sto guardando e mirando la squadra, il club, la città, tengo già un desidero di conoscere. Rinforzo di grande livello per una squadra reduce da una stagione comunque straordinaria con la conquista della Coppa Italia e della Coppa della Divisione e con lo scudetto sulle maglie per gli scorsi 2 anni andato invece alla L84 Torino. Ora si riparte con ambizioni rinnovate, è stato ufficializzato anche il calendario, esordio in Serie A il 19 settembre in trasferta contro il Came Treviso, la prima gara casalinga invece è fissata per il 22 di settembre al Pala Catania dove i rossazzurri affronteranno l'Active Network. È tutto, grazie per l'attenzione e buon fine settimana.
Entra nel mondo dell'informazione con l'app Sicilia Web. Resta sempre aggiornato con le news e le live in diretta.